No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, oggi come mia primissima recensione voglio recensire uno dei giocattolini che io uso decisamente di più e che per me è uno dei più importanti. Stiamo parlando di la mia bellissima lampada. Allora, questa lampada intanto la trovi su Amazon, costa circa 20 euro, ti ho messo il link sotto nella descrizione. Come puoi vedere le dimensioni sono molto compatte, lei è molto leggera, è costruita con una plastica molto robusta, ma soprattutto, cosa molto interessante, la parte della lampada, la parte che fa la luce, vedi, guarda, è in gomma, quindi è praticamente, diciamo, indistruttibile, cioè se ti cade non c'è nessunissimo problema. Da dove dovrebbe caderti? Guarda qua, presto detto, tac, tiri su questo bellissimo aggeggio che io uso spessissimo e c'hai il ganzetto per attaccartela ai rami o alla tenda del camper o della tenda o dove preferisci tu, insomma. Questa lampada è ricaricabile in USB come quasi tutte le mie diavolerie che ho all'interno di questo camper, il che ti consente di non avere 50.000 batterie a destra e a sinistra e di poterla ricaricare quando vuoi o tramite un power bank o coi pannelli solari e via discorrendo, no? Ha 3 livelli di potenza luce, li puoi vedere con il primo pulsantino che è questo qui. Schiacciandolo una volta, tac, hai il primo livello di luce, seconda volta il secondo livello di luce che ti garantisco è molto forte e poi se si vuole strafare, tac, la terza, hai il luminosissimo terzo livello, insomma. Questo ti assicuro che ti fa una bellissima luce quando tu sei fuori in mezzo ai boschi a perderti. Poi c'è un altro interessante pulsantino che mai gli avrei dato speranza, però cavolacci devo dire funziona. Praticamente questa lampada ha anche una zanzariera integrata. Io le prime volte ovviamente non ci credevo minimamente, cioè una robetta così piccolina con la zanzariera, cosa vuoi fare? E invece l'ha accesa l'Alessia così per giocare, eravamo fuori all'aperto, stavamo camminando tra l'altro e si sono attaccate 5 zanzare. Questa mi fa, oh guarda! E io da quando ho visto quelle 5 zanzare, accidenti, camminando, ho detto ma vuoi che non la posso attaccare nel camper? E allora di notte, luci spente ovviamente, me l'attacco col suo bel ganzetto, accendo la zanzariera, vedi fa questa lucina blu, testimone dell'efficacia c'è tutto lo sterminio di zanzare, moscerini che vedi qua, insomma. Se te la consiglio decisamente sì, caldamente sì, tutti pro e nessun contro per questa lampadina. Se poi sei un amante del brutto, del deturpamento estetico, allora trovi anche la versione grigia e verde cacca di gatto, altrimenti insomma c'è nera così che è molto sobria. Bene, questa era la mia prima recensione delle diavolerie del Zingano qua, quindi materiale da campeggio, informatico e via discorrendo. Spero ti sia piaciuto, spero più che altro ti torni utile e buone zingarate!